Buongiorno a tutti e benvenuti a questo 10° appuntamento con il progetto Conoscere, Crescere e Sapere Crescere, promosso dal Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Equestri Fise Veneto. Ci sono delle novità, come potete vedere. Intanto mi auguro, insomma, una qualità dell'immagine leggermente superiore a quella abituale, e soprattutto il fatto che questa puntata, così come tutte quelle che faranno seguito, la registro il giorno precedente o i giorni precedenti l'appuntamento solito, che rimane comunque per il lunedì alle ore 15 di ogni settimana, perché, come ricorderete, abbiamo avuto diversi problemi con le dirette su Facebook, si interrompevano, insomma era una situazione veramente sgradevole per voi all'ascolto, ma anche per me nella registrazione. Quindi abbiamo deciso di ricorrere a questo sistema, che come unica, diciamo, controindicazione ha quella per cui non c'è la possibilità di interazione con voi che siete all'ascolto ed io che sto registrando, ma in ogni caso chi tra voi lo desiderasse può comunque sempre lasciare il proprio messaggio sotto il post che pubblicherà questo video, nel caso in cui si voglia così, commentare, dire, suggerire, chiedere, eccetera, eccetera. L'unica differenza è che io li vedrò solo dopo e non durante la registrazione di questa puntata. Oggi parliamo di un po' di argomenti che ci conducono dai Giochi Olimpici di Tokyo 1964, quelli di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, quella di lunedì scorso, alle Olimpiadi di Città del Messico 1968. Ci sono delle cose che succedono nel frattempo, però prima di entrare in questo arco di tempo, cioè nell'arco di tempo che divide le due edizioni dei Giochi Olimpici, vorrei, contrariamente al programma che avevo elaborato inizialmente, vorrei soffermarmi ancora un po' su Tokyo 64, perché effettivamente è stata un'Olimpiade molto particolare, per quanto riguarda l'Italia ovviamente, e soprattutto per quanto riguarda il completo. Ricorderete, la specialità del completo torna trionfante da Tokyo, o meglio da Karuizawa, il luogo in cui si era disputata l'Olimpiade di completo appunto, grazie alla conquista della medaglia d'oro individuale di Mauro Checcoli e quella altrettanto d'oro della squadra, composta oltre che da Mauro Checcoli anche da Giuseppe Ravano, Paolo Angioni e Alessandro Argenton, guidata da Fabio Mangilli. Questa è una vittoria che, come vi ho già detto nella puntata precedente, è storica, perché mai l'Italia ha vinto una medaglia d'oro individuale a squadre nelle specialità dello sport equestre, ma è anche una medaglia importantissima, due medaglie importantissime nella storia dello sport equestre mondiale, ovviamente, come sempre lo sono quelle conquistate sul podio delle Olimpiadi. Ma il motivo per cui ho deciso di parlare ancora un po' di questo evento è perché ho letto l'editoriale che Andrea Monti ha pubblicato sulla Gazzetta dello Sport, salutando i lettori, perché lascia l'incarico di direttore, viene sostituito da Battigelli, credo, e comunque ha scritto un editoriale molto interessante, nell'ambito del quale c'è un passaggio che mi ha immediatamente ricollegato appunto a quanto accaduto a Tokyo 1964. Forse qualcuno tra di voi l'avrà anche già letto, chi tra voi è solito leggere la Gazzetta dello Sport, oppure no. Io ve lo ripropongo perché lo trovo estremamente significativo. Dunque, nel corso del suo editoriale, Monti scrive: ho capito per esempio che l'agonismo non è mai una scienza esatta. Si legge attraverso i numeri, i risultati, le statistiche e fatalmente le voci di fatturato, ma alla fine
è storia di donne e uomini, di nervi e muscoli, cuore e cervello, neuroni e sinapsi variamente combinati con esiti sovente imprevedibili. Per questo, grazie a Dio, lo sport resiste a ogni razionalizzazione. È un motore di energia pura. Se usato come volano delle nostre passioni e delle nostre emozioni, ha la qualità dei sogni. Un linguaggio che non ha bisogno di traduzioni, il più formidabile collante sociale di cui disponiamo. Se usato male, si fa specchio del mondo, tende al cortocircuito, implode, produce divisioni violente. Tutto ciò dipende da noi, dal modo in cui vogliamo viverlo e raccontarlo. Ecco, questo sembrano parole perfette per descrivere, per parlare quello che è accaduto in occasione della preparazione dei Giochi Olimpici di Tokyo 1964, quando il presidente, ricorderete, ne abbiamo parlato, il presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Tommaso Lecchio, affida totalmente la gestione della squadra, la preparazione dei cavalli, la selezione dei binomi ed anche la gestione dell'impianto, cioè i pratoni del vivaro, dove i cavalli e i cavalieri si sarebbero preparati in vista delle Olimpiadi. Praticamente gli consegna chiavi in mano tutto il processo di selezione, di preparazione, di allenamento, eccetera, eccetera. Quindi è stato evidentemente un rischio che Tommaso Lecchio sapeva di correre senza nessun problema, perché Tommaso Lecchio si fidava ciecamente di Fabio Mangilli, ma non era così per tutti. C'erano delle parti del nostro mondo dello sport equestre che invece spingevano affinché la spedizione azzurra ai Giochi Olimpici di completo di Tokyo non vi fosse, perché si riteneva che i cavalieri erano molto giovani, ed era vero, che quindi non fossero ben preparati, e non era vero, che la quantità di denaro per sostenere una spedizione, una trasferta così impegnativa, così complessa come quella delle Olimpiadi, fosse evidentemente buttata al vento, e che quindi per tutta questa serie di ragioni sarebbe stato meglio evitare di partecipare alle Olimpiadi. Poi vi ricorderete, c'è stata anche quella relazione molto dura, molto severa di Tommaso Lecchio, il quale richiamava tutte le componenti dello sport equestre italiano indistintamente, civili, militari, pubbliche e private, a unirsi in un unico obiettivo, per produrre un unico sforzo teso al raggiungimento del traguardo finale, dicendo, adesso non ricordo esattamente le parole, ma quelle che vi ho letto lunedì scorso, insomma, sono parole importanti, dicendo in poche parole che alla fine, quando il risultato viene conquistato in nome dell'Italia, non di una parte e di un gruppo o di una sottoparte o di un sottogruppo. Italia siamo tutti. È stato un bellissimo messaggio di richiamo alla concordia, alla collaborazione, alla condivisione, piuttosto severo, perché evidentemente lui aveva sentito il bisogno di dare questo messaggio alla comunità sportiva. Quindi, appunto, come dice Monti nel suo bellissimo editoriale, razionalizzazione. Sì, si può razionalizzare tutto evidentemente, ma poi alla fine è una questione di muscoli, di testa, di cervello, di cuore, di passione, di slancio, di impegno umano. E questo è esattamente quello che è successo con la squadra azzurra di completo in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 64. Io spero di riuscire a trasferirvi il significato che ha avuto tutto questo, perché è una cosa che non si è mai più ripetuta nella storia del nostro sport, né in termini di risultato finale, cioè la conquista della medaglia d'oro, né in termini di modalità di gestione della preparazione e dei cavalli, del lavoro dei cavalli e dei cavalieri in vista dell'appuntamento olimpico.
Quindi è assolutamente peculiare questa cosa e naturalmente è stata in piedi sul presupposto della presenza, della personalità di un uomo come Fabio Mangilli, che non era un uomo facile evidentemente, anzi, però era un uomo molto competente, molto capace, molto severo, molto rigido che aveva scelto questi 4 ragazzi. Scusate, io ve lo ripeto perché è una cosa da tenere molto ben presente nella nostra conoscenza dei fatti dello sport. Aveva scelto 4 ragazzi che probabilmente nessuno che non avesse avuto la sua competenza e la sua lungimiranza avrebbe scelto per un'Olimpiade, e cioè Giuseppe Ravano, che aveva vinto 2 volte il campionato d'Europa Juniores di salto ostacoli quindi, nel 58 ad Hannover e nel 60 a Venezia, e che non aveva mai fatto alcun completo in precedenza se non i saggi delle scuole, ma capirete che insomma c'è una certa differenza tra il saggio delle scuole, che per quanto a quei tempi era una gara ben impegnativa, ma insomma le Olimpiadi sono un'altra cosa. E 21enne Mauro Checcoli, ugualmente 21enne a sua volta. Lui aveva effettivamente fatto qualcosina di più incompleto rispetto a Giuseppe Ravano, ma anche lui poca cosa, il quale peraltro era un grande atleta. Mauro Checcoli era un ragazzo che aveva avuto ottime esperienze anche in altre discipline sportive, nel basket, nell'atletica, e a Fabio Mangilli piaceva molto questa sua disponibilità, questo suo atletismo di base. E anche Checcoli peraltro venne individuato da Mangilli in occasione in realtà di una gara di salto ostacoli, cioè il campionato d'Europa Juniores di Venezia 1960, in cui Mauro Checcoli faceva da riserva alla squadra Juniores guidata dallo stesso Fabio Mangilli, nella quale c'era Giuseppe Ravano, che poi ha vinto il titolo individuale, e l'Italia la medaglia di bronzo a squadre con anche Stefano Carli, Carla Guidi e Fausto Tavazzani. Quindi quella è stata l'occasione in cui Fabio Mangilli ha effettivamente conosciuto molto bene da vicino questi 2 ragazzi, Giuseppe Ravano e Mauro Checcoli, e ne è rimasto obiettivamente molto impressionato. Poi Alessandro Argenton era giovanissimo anche lui, 26enne, però aveva già fatto le Olimpiadi a Roma nel 1960, aveva insomma quindi già un curriculum incompleto e un'esperienza non proprio consolidata, ma certamente maggiore rispetto agli altri. E poi Paolo Angioni, che era un ufficiale in servizio presso il centro di preparazione militare con il grado di sottotenente, e che forse ricorderete ha vissuto quello sgradevolissimo episodio dopo aver vinto una gara importante a Fiuggi in salto ostacoli nel 62 o 3, adesso non ricordo più esattamente la data, ma direi 63. Fabio Mangilli, che era presente in questo concorso, lo premia e gli chiede se vuole andare a lavorare con loro ai Pratoni del Vivaro. Angioni ovviamente risponde entusiasticamente di sì, salvo il giorno dopo essere convocato dal comandante, il colonnello Domenichelli, che lo ribalta accusandolo di non aver avuto rispetto per la gerarchia militare, e che lui, il colonnello Domenichelli, e il maggiore Piero Dinzeo, che era l'istruttore capo del centro di preparazione militare, avrebbero deciso se oppure no lui sarebbe andato ai Pratoni del Vivaro. Qualche settimana dopo arriva un telegramma del capo di Stato Maggiore che assegna Paolo Angioni ai Pratoni del Vivaro per la preparazione olimpica, e questa situazione ha creato un rapporto di grandissima difficoltà tra Paolo Angioni e Piero Dinzeo, un rapporto di grandissima tensione che non si risolverà mai, e che quindi insomma aveva già gettato così dei presupposti difficili su cui poi si sarebbe potuta vivere l'esperienza olimpica. Comunque Fabio Mangilli non intende ragioni, lui ha selezionato e acquistato personalmente un gruppo di cavalli nei quali credeva ciecamente, che lui aveva già portato a partire dal 61 alcuni a casa propria a Flumignano, vicino Udine, nella propria scuderia personale, per cominciare a preparare e a lavorare.
poi dopo si sarebbero trasferiti ai Pratoni del Vivaro. Alcuni di questi ragazzi, Ravano, Checcoli, Amelio Meneghetti, sono andati a montare questi cavalli a Flumignano già sotto la direttiva di Mangilli a quel tempo, prima di poi trasferirsi tutti al centro equestre federale dei Pratoni del Vivaro. Quindi Mangilli è stato veramente una specie di artigiano che ha preso la materia e l'ha plasmata secondo la sua il suo personale convincimento, la sua personale propensione, e ha portato questi ragazzi, i quali si sono dedicati totalmente, senza incondizionatamente, al programma stabilito da Fabio Mangilli, e alla fine a Tokyo c'è stato il risultato migliore possibile. Quindi ha funzionato tutto, ha funzionato la lungimiranza, la competenza e la capacità, la comprensione anche di Tommaso Lequio, presidente della FISE, che ha dato a Mangilli le chiavi in mano per tutta l'operazione. Ha funzionato magnificamente la competenza di Fabio Mangilli nella preparazione sia dei cavalli sia dei cavalieri. Ha funzionato magnificamente la disponibilità incondizionata di questi ragazzi nel lavorare con Fabio Mangilli. Non era facile lavorare con Fabio Mangilli e non era facile lavorare ai Pratoni del Vivaro, perché la situazione allora era molto diversa rispetto a quella che sarebbe divenuta poi. Loro stavano in una casetta senza riscaldamento, con una stufetta che doveva riscaldare tutto l'ambiente, piena di spifferi dagli infissi, inverno freddo, estate un caldo pazzesco. Dovevano ovviamente montare a cavallo dalla mattina alla sera. In più Mauro Checcoli, vi ricorderete, era studente universitario, la famiglia Checcoli aveva assentito a mandarlo ai Pratoni purché avesse continuato lo studio. I primi 2 anni di università, Mauro Checcoli, gli esami dei primi 2 anni di università, Mauro Checcoli li ha vissuti così, li ha preparati così, in quel luogo, in quella condizione, con Fabio Mangilli che, per rispettare integralmente l'accordo stabilito con i genitori di Mauro Checcoli, lo svegliava ogni mattina alle 4:30 per costringerlo a studiare prima di cominciare il lavoro a cavallo. Quindi insomma una situazione veramente d'altri tempi in un certo senso. Quindi e poi c'è stato questo risultato meraviglioso, la medaglia d'oro di Mauro Checcoli e quella della squadra. Ma per inquadrare diciamo al meglio tutto questo, volevo leggervi, cosa che non ero riuscito a fare lunedì scorso per mancanza di tempo, volevo leggervi alcuni estratti di varie interviste che io personalmente ho fatto con Mauro Checcoli. Poi dopo ovviamente per me lui era un simbolo, un mito, poi nel tempo siamo diventati amici e quindi le cose poi delle cose ne abbiamo parlato anche in maniera molto così, non dico, quasi confidenziale, insomma. Però ci sono diverse interviste che io ho fatto a lui e ci sono degli estratti che servono per capire molto bene la situazione, il rapporto con Fabio Mangilli e la figura di Fabio Mangilli. Intanto Mauro Checcoli dice che quando lui è entrato in campo per fare la sua prova individuale di salto ostacoli, che sarebbe stata decisiva per la vittoria sia della medaglia individuale sia della medaglia a squadra, Mauro Checcoli aveva il vantaggio di un errore. Lui dice: in quel momento ho pensato che i miei avversari li avrei fatti neri. Non era presunzione, bensì realismo. Grandi cavalieri, senza dubbio loro, ma noi eravamo migliori e lo sapevamo. Sapevamo di aver ricevuto una formazione e una preparazione e una tecnica migliori. Lo sapevamo. Eravamo stati costruiti per poter essere sicuri di noi stessi. Naturalmente tutto ciò grazie a Fabio Mangilli. Mangilli, dice Mauro Checcoli, era l'istruttore dell'assoluto, pretendeva il massimo possibile, era un acutissimo osservatore della natura degli uomini e dei cavalli. Mi diceva: Mauro, se non conosci un cavallo,
ricordati che devi essere amichevole con lui, devi fargli capire che tu sei un amico. E io gli rispondevo, sì, ma come? E lui rispondeva, stando giusto a cavallo. Stai giusto a cavallo e lui capirà che tu sei suo amico. Cosa vuol dire stare giusti a cavallo? Cioè, è un'espressione meravigliosa, perché significa effettivamente, non ha detto Fabio Mangilli stare bene a cavallo o essere corretti a cavallo, no, stare giusto. Cosa vuol dire giusto? Vuol dire essere giusto soprattutto per lui, per il cavallo, vuol dire essere giusto all'interno di una relazione che si stabilisce tra due individui. E questo stare giusto evidentemente è quello che Mangilli ha insegnato ai suoi ragazzi giorno per giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno, dopo giorno. Allenamenti, 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 prove, riprove e impegno costante. Poi una domanda era, ma lì a Tokyo eri consapevole dell'importanza di quel successo tanto quanto oggi? Certamente no, risponde Mauro Checcoli, anche per il modo in cui era stata condotta tutta la preparazione. Quando uno entra ai pratoni del Vivaro a 18 anni in vista di una gara, esce dai pratoni che di anni ne ha 21 e finalmente quella gara la va a fare, alla fine quella non è l'Olimpiade, è solo la gara per cui ci si è preparati tutto quel tempo. Alla fine sei contento perché è andata bene la gara per cui ti sei preparato. Dopo Tokyo si è modificata in qualche modo la percezione che lei stesso aveva del Mauro Checcoli cavaliere? Anche qui direi di no. No, anche perché non bisogna dimenticare che io ero inquadrato in mezzo a persone che definire granitiche è niente. Una era Fabio Mangilli. A Tokyo mi ha dato una pacca sulla spalla e mi ha detto, beh Mauro, hai fatto un errore qui e un errore là, ma tutto sommato non te la sei cavata male. Medaglia d'oro, 2 medaglie d'oro. In realtà Fabio Mangilli aveva vissuto con un'emozione indicibile, soprattutto la fase del percorso nella prova di salto ostacoli di Mauro Checcoli, anzi non l'ha nemmeno guardata, era insieme al maniscalco Salvatore Germano e al veterinario Magrelli, si teneva le mani sugli occhi per non guardare, e solo a fine percorso di Mauro Checcoli è esplosa la gioia in tutti. Comunque ben presto ho riacquistato la plomb di rigidezza e infatti una pacca sulle spalle non te la sei cavata male. L'altra, continua Mauro Checcoli, era mio padre. Quando siamo arrivati a casa, mi ha detto, va bene, hai vinto le Olimpiadi, ma tu non sai fare ancora nulla nella vita. Quindi per me era impossibile, dice Mauro, non dico montarmi la testa, ma nemmeno discostarmi minimamente da quello che era il mio dovere. Fabio Mangilli è stato per lei una figura importante. La mia grande, enorme fortuna è stata quella di essere apprezzato da lui, il che non conduceva ad alcuna scorciatoia o vantaggio o precedenza, sia chiaro, anzi l'esatto contrario. Avere l'apprezzamento e la fiducia di Mangilli automaticamente obbligava ad essere sempre il primo, il più impegnato, il più serio, il più di tutto. Lui non regalava niente, ma niente che fosse niente. Mangilli era un uomo di rigore estremo e di schiettezza assoluta. Tutti quei mesi ai pratoni prima di Tokyo avranno creato anche un forte rapporto umano tra voi. Tra noi ragazzi di certo, dice Mauro Checcoli, un rapporto che ha cementato un'amicizia tra noi che dura tuttora. Con Mangilli mica tanto in apparenza. Lui era il capo e noi i suoi soldati. Gli unici con i quali ammetteva un minimo di confronto erano Alessandro Argenton e Paolo Angioni. L'uno perché già piuttosto esperto e maturo, l'altro perché ufficiale, seppure giovane, e quindi con l'orgoglio e la dignità dell'ufficiale, e Mangilli lo rispettava molto in questo. Comunque lui decideva tutto fin nei minimi dettagli. Noi dovevamo solo eseguire al meglio. Ogni tanto io accompagnavo Mangilli in macchina a Milano, a Torino, a Napoli, quando lui doveva per forza fare spostamenti di lavoro.
e se scambiavamo 4 parole di numero voleva dire che avevamo fatto una grande conversazione. Mi ricordo che ai pratoni ogni tanto faceva dei commenti su di noi da portarci via la pelle. Del resto con lui andava così: ti adeguavi o te ne andavi. La via di mezzo non poteva esistere. Pensate che, tanto per completare l'immagine di Mangilli, quando i giochi olimpici sono terminati, i ragazzi della squadra e i responsabili della squadra sono stati convocati al Quirinale per ricevere il premio che veniva loro offerto dal Presidente della Repubblica. Però il Presidente della Repubblica, che era Antonio Segni in quel momento, era ammalato e così lo ha sostituito il senatore Cesare Merzagora, che era il Presidente del Senato, quindi la seconda carica istituzionale dopo il Presidente della Repubblica. Quindi Mauro Checcoli riceve il premio che gli viene consegnato dal senatore Merzagora, sorridente, si stringono le mani, insomma si comporta ovviamente da persona educata che si trova a proprio agio in una situazione così solenne e prestigiosa. Bene, ricorda Mauro Checcoli. Qualche giorno più tardi ho ricevuto una lettera scritta e inviatami da Fabio Mangilli. Mi rimproverava duramente, dicendo che in una situazione come quella vissuta al Quirinale io non mi sarei potuto permettere un comportamento così disinvolto. Ecco, queste sono testimonianze di Mauro Checcoli sulla figura di Fabio Mangilli, che io ci tenevo a leggervi perché, aspettate che sposto un po' di luce, perché insomma danno una bella descrizione del personaggio e della persona. Mauro Checcoli sì, e tutti e 4 i ragazzi, Paolo Angioni, Giuseppe Aravano e Alessandro Argenton, verranno poi coinvolti da Mauro Checcoli anche per i Giochi Olimpici del 1968, però l'esito non sarà più così favorevole, ma anche per questioni, diciamo così, extrasportive legate soprattutto alle condizioni atmosferiche, ma questo lo vedremo nella prossima puntata, quando parleremo appunto delle Olimpiadi di Città del Messico 1968. Qui chiudo la parentesi che riguarda Tokyo, ma ci tenevo enormemente a leggervi queste testimonianze perché secondo me servono per capire molto bene la caratura del personaggio Fabio Mangilli, il quale poi occuperà la posizione di selezionatore della squadra azzurra, alternandosi con Lucio Manzin praticamente fino ai Giochi Olimpici di Los Angeles 84. Quindi il completo italiano è dal diciamo quasi dopoguerra, insomma dalle Olimpiadi di Roma come minimo, dove Lucio Manzin è stato il selezionatore della squadra azzurra, dalle Olimpiadi di Roma 1960 a quelle di Los Angeles 1984, questi 2 uomini, Mangilli e Manzin, si sono alternati alla guida della squadra nazionale di completo. Anche Lucio Manzin è un personaggio insomma molto interessante, del quale parleremo, abbiamo già parlato in precedenza, ma lo rivedremo quando affronteremo i Giochi Olimpici di Mosca 1980. Adesso invece chiudiamo questa parentesi legata al completo e veniamo invece a parlare di salto ostacoli che non presenta grandi eventi, diciamo, perché le Olimpiadi ovviamente sono nel 1968. La grossa novità del dopo Tokyo 1964 per quanto concerne il salto ostacoli è che il campionato del mondo, vi ricorderete, viene rimandato praticamente al 1966 perché la FEI decide che non ci possa essere campionato del mondo ed Olimpiadi nello stesso anno e quindi bisogna sparigliarli. Ovviamente le Olimpiadi non è possibile farlo perché le Olimpiadi riguardano lo sport di tutte le discipline, invece il campionato del mondo di salto ostacoli ovviamente è molto meno impegnativo
quindi la FEI decide che il campionato del mondo vada ad essere disputato nei 2 anni successivi a un'Olimpiade e quindi nei 2 anni precedenti a quella seguente. Di conseguenza si arriva al 1966 e quindi ricorderete Raimondo Dinzeo, vincitore del titolo mondiale nel 1956 ad Aquisgrana, poi vincitore a Venezia nel 1960, rimane dunque campione del mondo in carica per 10 anni, fino al 1966 praticamente. E quindi il mondiale lo vedremo molto più avanti. Rimane invece il campionato d'Europa che viene disputato ogni anno tranne l'anno olimpico e quindi ritorna il campionato d'Europa nel 1965. Nel 1965 è ospitato ad Aquisgrana dal 5 al 7 luglio. Il 1965 è un anno particolare per il salto ostacoli italiano perché adesso usciamo un attimo dal seminato dei campionati internazionali, però questo è un dato di fatto da mettere in grande rilievo, perché durante il 1965 la squadra italiana di salto ostacoli partecipa a 6 Coppe delle Nazioni nell'arco della stagione, ne vince 4, in una ottiene la 5ª posizione e in un'altra la 2ª posizione. Quindi capirete una serie di risultati veramente formidabili, soprattutto perché le 4 Coppe delle Nazioni vinte sono quella dello Xio di Francia a Nizza, dello Xio d'Italia a Roma in Piazza di Siena, dello Xio della Germania ad Aquisgrana e dello Xio della Gran Bretagna a Londra, cioè le 4 Coppe delle Nazioni più importanti del mondo in quel momento, inutile ricordarvelo, durante il quale non c'è la grande quantità di concorsi ippici internazionali ufficiali come oggi, si contavano sulle dita di 2 mani, ma quelli più importanti erano sempre quelli: Roma, Aquisgrana, Londra e Nizza per la Francia, quando non è Parigi, ma insomma lo Xio della Francia, Dublino naturalmente. Ebbene, l'Italia vince queste 4 Coppe delle Nazioni, Nizza, Roma, Aquisgrana, Londra, schierando sempre la stessa formazione: Piero Dinzeo su Ballyblack, Graziano Mancinelli su The Rock, Stefano Angioni su Canio e Lalla Novo su Rachin. Rachin, vi ricorderete, era il cavallo di proprietà della FISE che Piero Dinzeo aveva in tutti i modi costretto la federazione ad assegnargli prima dei Giochi Olimpici di Tokyo, quando doveva scegliere tra 3 cavalli possibili per lui: Ballyblack, appunto Rachin e Sunbeam. Poi Piero decise per Sunbeam e quindi Rachin venne restituito all'Alla Novo e quindi questo quartetto vince le Coppe delle Nazioni, la prima a Nizza, la seconda a Piazza di Siena, la terza ad Aquisgrana. Ma ad Aquisgrana succede una cosa interessante, cioè succede che proprio Rachin si infortuni leggermente prima della Coppa delle Nazioni e quindi l'Italia si ritrovasse a non avere il quartetto per la gara. Ebbene, Piero Dinzeo, che montava sia Sunbeam sia Ballyblack, propone al capo equipe della squadra di assegnare per la Coppa delle Nazioni il suo Sunbeam all'Alla Novo, di modo da poter schierare 4 binomi per la gara. E così accade, ma a parte la difficoltà burocratica, perché Sunbeam era un cavallo di proprietà dell'esercito, l'Alla Novo ovviamente non era un militare, ma non solo, era per giunta una donna in un'epoca in cui insomma non era tutto così semplice come oggi, quindi ci sono stati 1000 contatti con lo Stato Maggiore, in realtà il capo equipe ad Aquisgrana in quell'occasione era proprio Tommaso Lecchio, il quale ovviamente da ex ufficiale ha fatto in modo di aggiustare la cosa. Fatto sta che molto gentilmente Piero mette a disposizione di Lalla Novo Rachin, Sunbeam, forse proprio perché
sapeva di avere nei suoi confronti un piccolo debito di riconoscenza. Ma soprattutto la cosa impressionante è che in una Coppa delle Nazioni come quella di Aquisgrana, dove il percorso era ovviamente tra i più difficili del mondo, dimensioni enormi, perché vi ricordo che allora gli ostacoli larghi arrivavano a 2 metri di larghezza su altezze da 1,50 m, quindi insomma è impressionante che una ragazza come Lallanovo abbia il fegato di montare un cavallo sconosciuto in una gara così difficile, quindi anche pericoloso al di là dell'aspetto tecnico, senza assolutamente nessun tipo di difficoltà. E non solo, e lo monta anche benissimo, perché chiude con 2 errori e poi non è nemmeno più necessario che lei rientri per il quarto percorso della seconda manche, perché l'Italia aveva già matematicamente conquistato la vittoria. Quindi questa è un'altra delle particolarità così interessanti da raccontare, perché insomma oggi queste cose non succederebbero certamente più, nessuno più monterebbe un cavallo improvvisandolo in una Coppa delle Nazioni del concorso ippico internazionale ufficiale più importante del mondo, ma soprattutto quanto tempo dovrà passare prima che l'Italia riesca a vincere 4 Coppe delle Nazioni di questa importanza con la stessa squadra. Vabbè, e questo era il 1965. In quella stessa occasione c'è il campionato d'Europa, se ad Aquisgrana ovviamente, e partecipano Piero Dinzeo e Graziano Mancinelli. Piero Dinzeo su Bally Black e Graziano Mancinelli su The Rock, però non ci sono dei risultati di eccellenza, anche se positivi comunque, perché Piero è sesto ex aequo, Graziano Mancinelli è decimo, poi ci sono tutti gli altri. La vittoria è del cavaliere tedesco Hermann Schridde, che viene favorito in qualche modo dall'errore del cavaliere francese Pierre-Jonquière d'Oriola, che l'ultimo giorno in testa alla classifica in un eccesso di agonismo, nel tentativo di fare una tagliata piuttosto così audace, in realtà sbaglia percorso, va a saltare un ostacolo sbagliato e con questo perde la medaglia d'oro, che invece viene vinta da Hermann Schridde, cavaliere tedesco nato nel 1937, purtroppo destinato a una fine tragica, perché morirà a 48 anni in un incidente aereo nel 1985, e quindi insomma quando era nel pieno della sua maturità agonistica. E quindi comunque qui vince Hermann Schridde, diventa campione d'Europa. La medaglia d'argento viene vinta dal cavaliere brasiliano Nelson Pessoa sul suo mitico Grand Geste, mentre la medaglia di bronzo viene conquistata dal cavaliere tedesco Alvin Schockemöhle in sella ad Exact. E voi direte, campionato d'Europa, Nelson Pessoa, brasiliano? Sì, perché in quel periodo il campionato d'Europa era in realtà aperto a tutti i cavalieri di tutte le nazionalità. E proprio l'anno successivo, il 1966, il campionato d'Europa si disputa a Lucerna, in Svizzera, e succede un fatto così abbastanza sconcertante, e cioè la medaglia d'oro viene vinta da Nelson Pessoa, brasiliano, la medaglia d'argento viene vinta da Frank Chepot, statunitense, e la medaglia di bronzo viene vinta da Ugo Arrambide, argentino. Quindi il podio del campionato d'Europa 1966 vede Brasile, Stati Uniti e Argentina. Era obiettivamente così, insomma, un po' difficile da mandare giù questa cosa, no? E quindi la FEI si rende conto, anche perché nel frattempo il numero dei concorrenti aumentava sempre di più, e quindi la FEI proprio dopo questo campionato d'Europa capisce che in realtà la gara debba essere chiusa ai concorrenti extraeuropei, e decide infatti di fare così. Però entrerà in vigore dopo l'edizione successiva, quella del 1967, dove ancora ci saranno cavalieri di nazionalità extraeuropee, ma comunque la regola è stata nel frattempo modificata.
In questo campionato d'Europa, il Lucerna 66, ci sono in gara Stefano Angioni in sella a Canio e Graziano Mancinelli in sella a Turvey. E Mancinelli sarà 13°, Angioni sesto, un ottimo campionato d'Europa per lui. Poi si arriva appunto a questo campionato del mondo di Buenos Aires nel 1966 e qui in realtà Graziano Mancinelli partecipa, però senza, in quel momento non aveva cavalli pronti, adatti a questo impegno così difficile, così complicato, e lui chiede all'Allanovo, se l'Allanovo in quel momento montava Oxobob, un cavallo piuttosto importante, e Graziano Mancinelli chiede all'Allanovo se gli può concedere tra virgolette, il prestito di Oxobob per questo campionato del mondo. L'Allanovo ovviamente non eccepisce minimamente, l'unica cosa che chiede è che il groom di Oxobob rimanga lo stesso, quindi che il suo groom segua il cavallo nella trasferta in Argentina, e quindi Raimondo Dinzeo, campione del mondo in carica, e Graziano Mancinelli vanno a Buenos Aires per fare questo campionato del mondo. Ora tenete conto del fatto che queste trasferte in quegli anni non erano uno scherzo, anzi erano un rischio terrificante. Pensate che 4 anni, cioè 2 anni prima, per la trasferta olimpica di Tokyo 1964, nei viaggi aerei di andata e ritorno sono morti 4 cavalli e 3 di questi sono stati abbattuti in volo, perché funzionava così. C'erano delle persone a bordo degli aerei, dell'equipaggio o comunque della compagnia aerea che effettuava la missione, armati per intervenire in caso di situazioni incontrollabili da parte dei cavalli. Pensate che non era un viaggio comodo come quelli di oggi. I cavalli viaggiavano dentro aerei che avevano una fusoliera assolutamente angusta, messi in box appaiati e in fila uno con l'altro, quindi con rumore pazzesco, temperature sballate, stabilità di volo ovviamente molto precaria, quindi situazioni che sottoponevano i cavalli nella migliore delle ipotesi a uno stress pazzesco, nella peggiore delle ipotesi anche a dei momenti di totale panico. E in quelle occasioni purtroppo il regolamento delle compagnie aeree prevedeva che se non c'era alcuna possibilità di tranquillizzare in tempi celeri i cavalli che perdevano la testa a causa di queste situazioni, bisognava abbatterli. Quindi capirete che l'inizio di un viaggio era sempre un'angoscia tremenda per i cavalieri, per i groom, per i proprietari dei cavalli, insomma d'altro canto era impossibile impedire che tutto ciò accadesse, perché avrebbe voluto dire paralizzare lo sport, insomma. E quindi ripeto, a Tokyo è stato uno degli episodi più drammatici, perché ben 4 cavalli sono morti in questo modo, per questa ragione, e insomma veramente un'Olimpiade segnata da questi fatti molto tristi. Quindi anche andare a Buenos Aires in Argentina dall'Europa insomma era praticamente quasi la stessa cosa che volare fino a Tokyo. Comunque Graziano Mancinelli e Raimondo Dinzeo vanno, e in realtà Raimondo Dinzeo per l'ennesima volta conquista la finalissima individuale, cioè la finalissima con lo scambio dei cavalli, e vince la medaglia di bronzo, mentre campione del mondo si laurea Pierre Joncaire Doriolà, campione olimpico a Tokyo, e la medaglia d'argento viene vinta dal cavaliere spagnolo José Álvarez de Bohorques in sella Quizas, la medaglia di bronzo appunto da Raimondo Dinzeo su Bojack, che era un cavallo che nel frattempo Raimondo aveva portato ad alto livello, e irlandese, e Sauro,
e il quarto posto invece, il quarto finalista è il solito Nelson Pessoa, perché ormai è da dire appunto il solito, insomma è un cavaliere che si ritrova abitualmente in testa. In sella a Huipil, che era un cavallo che ricorderete forse montato da Carlos Delia, cavaliere argentino nel mondiale di Venezia 60 e anche di Aquisgrana 56. Poi nel 1967 ci sarà l'ultimo campionato d'Europa della serie ininterrotta e sarà a Rotterdam dal 26 agosto al 3 settembre. Non ci sono però cavalieri italiani in gara e vince David Broome, cavaliere britannico, ancora piuttosto giovane. David Broome era 19enne a Roma nel 1960 quando conquistò la medaglia di bronzo individuale alle spalle dei due fratelli Linzeo, e quindi qui ha due anni in più. 21enne David Broome, campione d'Europa. Al secondo posto il trionfo britannico Harvey Smith, altra grande personalità del salto ostacoli britannico, e poi Alvin Schockemöhle, sempre lui in terza posizione per la medaglia di bronzo. Alvin Schockemöhle è il fratello maggiore di Paul Schockemöhle. Alvin poi sarà costretto avrà il suo grande momento alle Olimpiadi del 1968 a Città del Messico, ma poi sarà costretto purtroppo a smettere di montare a cavallo a causa di problemi alla schiena. Però nel frattempo emergerà il fratello minore Paul, questa è un'altra storia. Quindi insomma questa è la situazione alla vigilia dei Giochi Olimpici di Messico 68. Sono Giochi Olimpici, lo vedremo poi nel dettaglio, ma insomma intanto vi anticipo che comincia la fase di declino della grande epopea olimpica azzurra, anche se poi ci sarà Monaco 72 che però non potrà essere inserito in un discorso di continuità e sarà più una situazione estemporanea dovuta alla bravura di due cavalieri in particolare, ma inizia insomma quella fase di lento, inesorabile purtroppo declino che porterà poi l'Italia a sparire per un bel po', insomma, dalla scena del grande, come minimo tra i protagonisti della scena del grande salto ostacoli internazionale. Comunque tutto questo lo vedremo nella prossima puntata, quando affronteremo le Olimpiadi di Città del Messico 1968. Io intanto vi ringrazio ancora una volta per la vostra pazienza e la vostra presenza. Spero di avervi trasferito anche oggi qualche riflessione interessante sulla vita del nostro sport, e quindi ci rivediamo lunedì prossimo sempre alle ore 15 sulla pagina Facebook del Comitato Regionale FISE Veneto. Arrivederci a tutti e grazie ancora tantissimo.